Il Presidente della Regione Crocetta ha assegnato le deleghe agli assessori del terzo governo della legislatura. I dettagli degli incarichi. Dario Piparo. Adesso arrivano anche le deleghe. Con la presentazione di domani partirà ufficialmente il terzo corso del governo Crocetta. Le novità sono poche rispetto a ciò che è circolato nelle ultime ore, ma i nodi da sciogliere erano significativi. All'assessorato all'energia e rifiuti va Vania Contrafatto, pubblico ministero che nel 2013 subì delle minacce dopo aver coordinato delle indagini su truffe ai distributori di benzina e giro di prostituzione, e che nel 2011 subì in casa il furto di PC, hard disk esterno e documenti concernenti alcune delicate indagini. La Contrafatto è dalla renziana, con Crocetta che fino all'ultimo ha provato a piazzare all'energia Linda Vancheri, che su pressione dell'ala di Confindustria invece è rimasta alle attività produttive. Mariella Lobello, agrigentina ed ex candidata a sindaco, sostituisce Nelly Scilabra alla formazione professionale. Avrà in eredità un settore pesantissimo, con Crocetta che mantiene su di esso una propria fedelissima Daria Megafono. Confermato il toscano Baccei all'economia, ma qui c'erano pochissimi dubbi. L'UDC piazza Marcella Castronova alla funzione pubblica e Giovanni Pizzo, già vice capo gabinetto dell'assessore uscente Torrisi. Cleo Licalzi va al turismo, mentre PDR piazza Maurizio Croce che prenderà in capo l'assessorato al territorio. Confermata anche Lucia Borsellino alla sanità, punto fermo di Crocetta su cui non ha ceduto un millimetro. Antonio Purpura è il nuovo assessore ai beni culturali, mentre Sebastiano Caruso al lavoro. Il tutto, come detto, verrà reso ufficiale dinanzi agli organi di stampa domani 5 novembre nella sala Alessi di Palazzo d'Orléans. Si potranno cominciare a pianificare le prossimità programmatiche. Seguiranno incontri con i partiti di maggioranza, sindacati e rappresentanti sociali. Insomma, si inizia nuovamente da capo, si riparte per la terza volta. Intanto arrivano le prime reazioni con i 5 Stelle che non le mandano a dire, parlando dei soliti giri tra partiti per definire le nomine, come al solito d'appartenenza e non di competenza. Facciamo 2 file.